Il più caro saluto a voi tutti, cari amici della Terza Pagina, l'Elzeviro della cultura di questa vostra emittente che informa il territorio. Volutamente non voglio entrare nel merito della situazione spegnimento delle frequenze delle emittenti locali. Fase appena iniziata, delicata, lasciamo ogni valutazione al pubblico, a voi. In questa edizione della nostra e vostra Terza Pagina, una nuova produzione ad opera di grandi professionisti. Carlo Lazzari, violino, e Paola Carraro, viola, Anna Maria Pellegrino al violino e Carlo Teodoro al violoncello. Ho volutamente rotto i canoni, se così si può dire, presentandoli a coppia, perché anche nella vita sono due affiatatissime coppie di marito e moglie e hanno dato vita ad Ex Novo, una formazione che ci ha fatto davvero trascorrere un'oretta insieme e sognare. Data la situazione di terrore pandemico, tutto è stato un vero successo e sentire gli applausi dal vivo di che portata. Ritengo doveroso dare spazio ad un saluto al sindaco della città di Villorba, Francesco Soligo, e la sua assessore alla cultura, Eleonora Rosso, coraggiosi e sensibili per averci permesso comunque di realizzare queste ultime 3 produzioni, 2 in assenza di pubblico e una in presenza. Averne di amministrazioni di questo rango. La parola al signor sindaco Francesco Soligo. Allora, grazie e ben trovati a tutti, felice di vedervi in presenza dopo 2 anni di restrizioni, quindi questa serata vuole essere una serata di distensiva, di relax, ascoltando un'ottima musica. Io ringrazio Radio Veneto 1, ringrazio Roberto Izzo, ringrazio l'assessore per la continuità che il Comune di Villorba sta dando a questi concerti, che sono iniziati con il mio predecessore Marco Serena. Quindi un ringraziamento va anche alla squadra d'emergenza, sempre pronti quando l'amministrazione chiede loro aiuto, e all'ufficio cultura qui rappresentata dalla dottoressa Marina. Ringrazio anche la presenza del Presidente del Consiglio, Riccardo Gagno. È la volta di Eleonora Rosso, assessore alla cultura del comune della città di Villorba. Alle parole del sindaco, per esprimere la gioia di trovarsi qui, anche se siamo in pochi e speravo che fossimo di più come al solito, però questo è il segnale che comunque stiamo ancora soffrendo di quello che è successo negli anni precedenti. Però come diceva quel signore lì, Paolo Trevisi, bisogna andare avanti e tanto al gioco, giusto? Quindi noi abbiamo sempre continuato, come diceva il sindaco, anche se non potevamo essere in presenza, vi abbiamo raggiunto online o con tutti i mezzi che adesso permettono di raggiungerci. Io ringrazio Roberto Izzo e Radio Veneto 1 perché questa credo che sia la 7ª edizione, se non sbaglio, di concerti d'inverno, quindi una collaborazione che è nata tanto tempo fa e che ha portato tanti musicisti su questo palco. Infatti penso che la serata sarà molto piacevole perché la qualità è davvero alta, quindi ringrazio Roberto Izzo. La cultura va avanti e la cultura ci salverà, perché grazie alla cultura, in questo caso alla musica o alla conoscenza, altre discipline, possiamo crescere come persone e soprattutto possiamo essere liberi. Buona serata e vi ricordo gli appuntamenti prossimi, visto che sono appassionati di musica. Il 24 marzo in auditorio ci sarà, 25 marzo in auditorio per la Zermarina, ci sarà un concerto pianoforte del maestro Giorgio Sini che presenterà il suo Angels on my piano. E poi ogni ultimo giovedì del mese, abbiamo iniziato qui qualche giorno fa, in biblioteca, al luogo Musica da Svogliare. Sono degli appuntamenti musicali molto, molto carini, non serve che guardiate neanche le locandine perché ogni ultimo giovedì del mese fino a dicembre. Quindi viva la musica e viva Villorba! Ed eccoci ora ad un programma che definire affabulante è poco.
Inizieremo con il quartetto in sol maggiore K156 di Wolfgang Amadeus Mozart. Appartiene ad un gruppo di 6 quartetti, detti i milanesi, perché scritti da Mozart a 16 anni durante il suo terzo viaggio in Italia, pensati per essere eseguiti nelle accademie date in onore del giovane compositore dalla nobiltà milanese. Il gusto italiano pervade il copioso ed agile materiale tematico del primo movimento e del minuetto, ma il movimento più interessante è però l'adagio centrale nella tonalità Mi minore, il cui pathos può ricollegarsi all'atmosfera Sturm und Drag, che segna una netta rottura rispetto al gusto italiano. Questo contrasto torna anche nel baldanzoso minuetto finale, che presenta un trio dal carattere misterioso. Come secondo brano, Luigi Boccherini, celebre violoncellista nato a Lucca nel 1743, fondò il primo quartetto d'archi stabile che si conosca al mondo, di cui si abbia notizia. Il suo quartetto in Mi bemolle maggiore, opera 6, numero 3, del 1766, è dedicato a Don Luigi Infante di Spagna. Comincia con un largo in cui la melodia sembra germinare da una profondità abissale, segue un elegante minuetto e come conclusione porta un allegro molto molto brillante. E per concludere Ludwig van Beethoven, che ha composto i 6 quartetti dell'opera 18 tra il 1798 e il 1800, quando trentenne è già compositore affermato. Di questi 6 quartetti, il numero 4 in Do minore è l'unico in tonalità minore, come lo era la sonata per pianoforte opera 13, la Patetica, e poi lo saranno il terzo concerto per pianoforte e la quinta sinfonia. Nel primo movimento 2 temi musicali si rincorrono tra loro, non in senso dialettico, ma con effetto distensivo e quasi consolatorio. Ebbene, spazio alla musica. Buon ascolto.
Si conclude così anche questa terza pagina. Abbiamo avuto un grande quartetto di ex novo, Carlo Lazzari e Paola Carraro, Anna Maria Pellegrino e Carlo Teodoro, due coppie, Carlo Lazzari al violino, Paola Carraro alla viola, Anna Maria Pellegrino al violino e Carlo Teodoro al violoncello. A questi grandi professionisti i nostri ringraziamenti e un supplemento di applausi anche da casa. Un applauso anche al sindaco e all'assessore alla cultura della città di Villorba, Francesco Soligo ed Eleonora Rosso. Grazie per aver avuto fiducia ed averci dato l'opportunità di realizzare queste produzioni che quasi l'Italia intera, anzi l'Italia intera sta vedendo, perché copriamo anche la Sardegna, sostanzialmente tutta l'Italia. Bene, grazie. Solite raccomandazioni: cerchiamo di consumare prodotti italiani, di andare a fare acquisti a chilometro zero, cerchiamo di far lavorare i nostri artigiani, i nostri industriali, i nostri commercianti e cerchiamo di rispettare le regole, distanze, mascherine, eccetera, eccetera, eccetera. Alla prossima.